Nessun impegno sulla ricollocazione dei lavoratori dopo l'acquisizione dei punti vendita Auchan, SMA e Simply da parte di Conad. E così sono scattate 8 ore di sciopero regionale che ha visto confluire di fronte all'ipermercato Auchan di Mestre i dipendenti di 27 supermercati Simply e di altri 3 ipermercati Auchan del Veneto in odore di forti ristrutturazioni. Praticamente sappiamo solo che vogliono ridurre gli spazi, ma di fatto non hanno ancora deciso di cosa faranno anche degli altri spazi che resteranno attivi. Comunque in Veneto abbiamo 1500 persone oggi occupate in questa grande vertenza, forse la garanzia sarà per 600 persone, siamo seriamente preoccupati perché dentro c'è anche, non solo ci sono i lavoratori di SMA e Auchan, ma ci sono anche i lavoratori che sono già passati nel gruppo Conad che sono a rischio, quindi siamo seriamente preoccupati che questa grande margherita distribuzione che di fatto è una scatola vuota, alla fine non darà nessuna garanzia per chi resterà tra virgolette tra questi numeri. Uno sciopero così partecipato nella grande distribuzione da queste parti è una novità assoluta. La solidarietà maggiore è giunta però dalle istituzioni locali che non dai consumatori troppo presi dallo shopping natalizio per rinunciare a una mattinata di acquisti per vicinanza a lavoratori come loro. Abbiamo mandato una lettera oggi, anzi venerdì, al Ministro per lo Sviluppo Economico perché batta un colpo, risponda a Venezia, al Comune di Venezia oggi che chiede insieme ai lavoratori garanzie e certezze per queste persone. Non tutti capiscono l'importanza di dare un gesto di solidarietà. Siamo sotto Natale, pensavamo che un po' di solidarietà umana non facesse male, e invece riscontriamo che molto spesso le persone sono un pochino egoiste quando non si tocca la loro casa. Ecco, questa è la casa di 1800 persone, qua 270 persone. Chiediamo anche un aiuto da parte dei consumatori. Ma noi continueremo nella nostra battaglia coinvolgendo anche gli organi ministeriali. Abbiamo degli incontri programmati al Ministero dello Sviluppo Economico e cercheremo l'appoggio da parte delle istituzioni e chiederemo anche ai lavoratori di schierarsi con noi e di continuare nella lotta.